Brutta, veramente una brutta esperienza, veramente una brutta. Non abbiamo fatto niente di male. È ancora sotto shock l'uomo di origine marocchina aggredito da un gruppo di ultras del Treviso Calcio dopo la partita di mercoledì scorso a Vittorio Veneto. Mentre si avviavano al pullman, terminato il match, i tifosi hanno incrociato l'uomo di 43 anni, marocchino, che stava rincasando assieme alla figlia di 13 anni. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. Il pretesto dell'aggressione sembra sia iniziato per colpa della maglia che indossava. Togli la maglietta, fai schifo, ha cominciato a spingermi. Gli ultras hanno apostrofato l'uomo con insulti a sfondo razzista e poi sono passati alle mani. Richiamato dalle urla un vicino di casa del marocchino, connazionale, che una volta sceso nell'androne del palazzo è stato aggredito con violenza dagli ultras. Il tutto sotto gli occhi atterriti della bambina, che ha rischiato pure lei di essere colpita. Sua figlia è ancora sotto shock. Sotto shock. Quel giorno non voleva neanche andare a scuola. Anche oggi. Non voleva neanche andare a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos. I due marocchini sono stati medicati, uno ha il naso fratturato, l'altro ha riportato lesioni varie con una prognosi di 7 giorni. Al momento non è ancora stata formalizzata la denuncia e sembra che la famiglia marocchina non abbia intenzione di farlo anche per paura. Chiuso qua, basta. Avete paura, signore? Sì, tanto.